Eder. Mac. Pallister. Sono quasi 2 anni che Liliana è scomparsa e ancora adesso non so quando è morta Liliana, come è morta Liliana, poi perché è morta Liliana. Queste sono le domande che mi faccio. Il fratello di Liliana Sergio si sentiva dal primo minuto che sarebbe un giorno stata chiesta la riesumazione, mentre tu all'inizio avevi chiesto la cremazione. Fu per questa ragione la prima lite tra voi, tanto che Sergio ti diffidò dal farla. Alla fine la procura diedero ok ai funerali, ma impedì la cremazione. La cremazione, oggi tu come la vivi? Sul momento non ero felice di questa cosa, ma poi, visto come vanno le cose, se tutto questo possa aiutare gli inquirenti, chi sta lavorando sul caso e dare delle risposte, avere delle risposte, ben venga, insomma. Io spero che queste nuove e ulteriori indagini possano dare quelle risposte che noi tutti ci aspettiamo, io e anche i familiari, giustamente, e almeno ci mettiamo il cuore in pace, almeno ci mettiamo il cuore in pace, almeno ci mettiamo il cuore in pace e sappiamo, spero di sapere cosa sia successo esattamente. Però io e anche il mio avvocato siamo rimasti male perché non siamo stati avvertiti di questo. Non so se la cosa sia vera a questo punto oppure è una idea del generale. Comunque, da quel che ho saputo, anche alla procura non è arrivata nessuna richiesta di riesumazione del corpo. Adesso io spero che tutto venga fuori, se ci sono dei segreti, delle cose, io spero che comunque di avere delle risposte, ecco. C'è poco da fare, la cremazione a Sebastiano non va proprio giù, tanto che addirittura insinua che il generale Garofano se lo sia inventato il discorso della cremazione e ipotizza addirittura dei segreti, il suo consulente che sta cospirando contro di lui. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.